Diciamo dopo un buon primo tempo mi aspettavo una seconda versione di gioco diversa, però negli episodi siamo stati un pochino sfortunati, sia credo che il rigore del 2-1 e sul 3-1 c'è un fallo evidente a centrocampo e l'arbitro purtroppo non è stato all'altezza della partita. Questa è una cosa che quasi ogni domenica succede, mi dispiace dirlo, ma purtroppo quest'anno il settore abituale veramente non è all'altezza del campionato, che è molto bello, impegnativo, un campionato che quest'anno si è rivelato al di sopra delle aspettative. Sì, è stato un girone d'andata veramente difficile perché siamo stati bersagliati da tanti infortuni, tra l'altro ancora Calabrese che è diciamo, il nostro giocatore di punta, non l'abbiamo potuto utilizzare, speriamo in un suo rientro quanto prima. E si colgo l'occasione per ringraziare Geraci per l'ospitalità. La partita dura 90 minuti, dopo deve essere tutto un'amicizia diciamo. Tindaro qua è stato protagonista, penso che ha fatto 24-25 gol nel campionato in cui il Geraci è salito in eccellenza. Per ora abbiamo lo stesso rollino di marcia del girone d'andata. La classifica è molto corta, quindi fai 2 vittorie, ti ritrovi là in alto, fai 2 sconfitte e ti puoi ritrovare in zona play-out. Il campionato è difficile, ripeto, è difficile, purtroppo negli episodi non siamo stati fortunati, sia in queste prime 2 partite veramente devo dire che abbiamo avuto delle decisioni arbitrali che ci hanno sfavorito. Non voglio dire che Geraci probabilmente avrebbe vinto ugualmente, però se tu prendi subito dopo il nostro gol del pareggio, prendi il 2-1 e poi il 3-1 per degli errori non imputabili alla squadra, questo ti taglia le gambe contro una formazione come il Geraci. Ma questo lo deve chiedere al mister, ma lo fa sempre, ogni tanto magari gli vuole dare uno stimolo, magari vede il suo compagno che si riscalda e il ragazzo si concentra di più, però sta facendo abbastanza bene.